Buonasera amici di Archia Sarrabus, oggi con questo bellissimo tramonto alle mie spalle mi trovo alla Nuraghe Murtas a Muravera. Nuraghe Murtas è non solo un nuraghe ma un insediamento molto importante per il nostro territorio perché diciamo, da quello che resta dall'idea che un tempo potesse essere una struttura molto molto importante con annesso un villaggio di notevoli dimensioni e soprattutto in una posizione molto particolare che adesso noi vedremo. Intanto quello che ci tengo a dire è che praticamente Nuraghe Murtas sorge all'interno della laguna della foce del Flumendosa, della laguna di Muravera. La località è Turu, a pochi passi da qua, poi lo vedremo anche con i montaggi video che ci farà il grande Marco Melis, che saluto. Si trova a poche decine di metri appunto dai canali della laguna di San Giovanni e quindi dà già comunque un'indicazione di quale potesse essere la sua ipotetica funzione, visto che si trova proprio a poche centinaia di metri dal mare. Scusate, ma prendo del Bariese, che sarebbero i papattacci per chi non capisse il sardo. A questo proposito, Piero Bartoloni in un suo testo ipotizza che la foce del Flumendosa all'epoca fosse un golfo che arrivava addirittura fino a San Vito su Nuragi, in località Sagonserva, e dall'altra parte nella zona di Sarcopos, quindi anche l'altro insediamento importante di Villa Puzzu. Quindi è facilmente immaginabile in maniera molto romantica questo golfo colorato da queste vele, di queste imbarcazioni dei nostri antenati. Proviamo a vedere cosa rimane di questo sito che avevamo pulito qualche tempo fa, ma la vegetazione mi sa che qua l'erba se lo sta, diciamo, di nuovo riconquistando. Intanto quello che possiamo dire con assoluta certezza è che è costruito con massi di grandi dimensioni. Guardate questi massi di granito qua, sotto il nuraghe c'è non sotto il nuraghe, tutto intorno è terra molle, come si dice, ma molto probabilmente il nuraghe è costruito su un affioramento roccioso che arrivava fino a qui, poi dalle colline che sono qui intorno, qui vicino, quindi su pianta stabile molto probabilmente. La tecnica muraria non è molto raffinata, almeno da quello che si vede da questa parte, ma qui probabilmente manca una parte molto consistente della struttura. L'edificio, quando è stata realizzata questa strada, è stato tagliato a metà. Diciamo, si ipotizza che pianta potesse avere. Sicuramente una torre centrale, che è quello che avanza, adesso poi lo guardiamo anche da sopra, più due torri laterali sono ben visibili. Adesso quello che è da capire è se dall'altro lato ci fossero una o due torri o chi lo sa. Adesso io ho fatto il giro e mi sto avvicinando, diciamo, sto cercando di avvicinarmi alla struttura. È un po'... Questo continua a essere quello che resta del muro centrale. Intanto si può vedere il doppio paramento murario qua, guardate questo che va qua giù è quello, sono praticamente il doppio paramento del muro della torre qua. Ecco, guardate, qua si vede anche meglio la parte esterna e la parte interna. Venivano realizzati con questo doppio muro che poi veniva riempito da materiale molto più piccolo, terra e pietre, per, diciamo, dare forza e coibentazione. Dopodiché la torre con questo
paramento prosegue, vedete? Prosegue qui e lì si unisce all'altra torre, inglobandola. E questo dall'altra parte è lo stesso. Questo prosegue qui, vedete, e si unisce, adesso dall'alto si vede meglio, si unisce, esatto, guardate, qua si unisce qui all'altra torre. Qui invece prosegue il muro della torre centrale, del corpo centrale della struttura, che poi sopra, vabbè, è difficilmente leggibile perché c'è troppa erba, quindi adesso proprio, diciamo che ok, guardate, qua sopra si vede, no, non si vede più, comunque era visibile, guardate lì la torre che gira, al centro si vede un po' come la forma della stanza interna, di quello che resta. Bisognerebbe, guardate, un pezzo di muro qua, questo qui diciamo che è il paramento murario interno della stanza, e qui lo stesso, guardate, quello che vi dicevo prima, le lagune sono veramente a 2 passi, le meravigliose lagune di San Giovanni, là in fondo la peschiera dove si pesca un ottimo pesce, e Villa Puzzo, dall'altra parte lì c'è Sarkopos. Come abbiamo visto in altri siti, anche qua nelle vicinanze c'è una chiesa. Altri siti dico per esempio Santa Lucia. A Santa Lucia c'è una chiesa con vicino i resti di un insediamento nuragico, su Gunventu lo stesso lì vicino. Faccio l'esempio con Serche sul Nuragi con Sant'Anna per esempio, o Sant'Antioco con il nuraghe di Sant'Antioco lo stesso. A San Vito per esempio San Lussorio col nuraghe lì vicino, quindi si ripete molto questa cosa del connubio tra nuragico e cristianesimo. Poi, come dicevo, la vicinanza al mare e alle lagune, che magari allora non erano lagune, romanticamente mi fanno pensare, ecco, che l'utilizzo di questo sito poteva essere molto probabilmente un approdo per lo scambio di merci. Tenete presente che qua dietro, come ho già detto altre volte, abbiamo trovato in molti siti resti di fusione dei metalli, quindi bisognerebbe capire se questa fusione è contestuale oppure è successiva, se veniva commercializzato qui o comunque da queste parti. Diciamo che gli spunti di riflessione su questi siti sono tantissimi, non sono stati fatti mai degli scavi approfonditi sulla zona, quindi non possiamo dare informazioni più approfondite, però ecco, è un nuraghe che comunque vale la pena di venire a vedere, anche perché è vicino alla strada, è possibile parcheggiare la macchina vicina, ha una visuale bellissima per fare qualche foto per Instagram, e quindi ve lo consiglio. Non è possibile verificare la posizione dell'ingresso, anche perché teoricamente dovrebbe essere nel lato sud-sud-est, che non esiste più, così come restano tracce visibili del villaggio, non ce ne sono, ma una grandissima quantità di cocci sparsi qua per un terreno vastissimo che è stato oggetto di arature continue, quindi probabilmente la parte superficiale è andata distrutta proprio a causa dello sfruttamento di questi terreni, ma essendo in una zona comunque lagunare, probabilmente il corso del fiume Mendoza e i suoi straripamenti negli anni, nei secoli e nei millenni hanno probabilmente accumulato talmente tanta terra intorno che magari ci sarebbe la possibilità di fare uno scavo, nel senso che le cose sono magari molto sotto, e quindi probabilmente una buona parte della struttura è preservata, quindi invito magari a valutare anche la possibilità di iniziare uno scavo importante per tirarlo fuori. Allora, da Nuraghe Murtas è tutto quello che possiamo darvi. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordiamo che noi siamo presenti quasi tutti i social, Instagram, Facebook, TikTok. Siamo su YouTube con i nostri video, tra cui questo.
vi chiediamo di condividere, di seguirci, di mettere mi piace, vi ringraziamo per il supporto che ci date e alla prossima, ciao!